La passione per la danza quando è nata? È nata all'età di 6 anni, prima diciamo la mamma che ti porta a scuola di danza così, e poi con il tempo invece la passione ti cresce, è una cosa che senti dentro. È un po' difficile da raccontare o spiegare cos'è l'emozione, l'adrenalina comunque che si provano prima di un'esibizione o anche solamente comunque star lì a casa, ripensare a quello che fai a lezione, capisci che è una passione più forte di quella che si prova per qualsiasi altra cosa comunque. Danza classica e danza moderna, esprimere in due modi diversi un'emozione. Sì, sono due modi diversi, però l'emozione che una ballerina penso porti. Io non sono una ballerina di danza classica, la studio perché comunque è la base, diciamo che è la colonna, come la colonna sorregge l'uomo, la danza classica sorregge qualsiasi forma e espressione di danza. Non sono mai stata ballerina di danza classica, però posso immaginare che provino la stessa emozione per noi di danza moderna e contemporanea, insomma. Parliamo della scuola Dance Up, di cosa si occupa e chi vi partecipa. Allora, la scuola Dance Up è nata a settembre, quindi è proprio neonata, e niente, facciamo danza moderna. Poi c'è la dottoressa Martina Agnoli che si occupa della psicomotricità e abbiamo una collaborazione da parte di Vittoria Maset per quanto riguarda una piccola parte di danza classica e dal prossimo anno integreremo anche queste ore, proprio perché, come dicevo prima, la danza classica è fondamentale all'interno di una struttura, una scuola di danza. E poi ci sono io per la danza moderna e ogni tanto ho l'aiuto della mia amica e compagna di viaggio Greta Pradal. Cosa serve per dedicarsi alla danza? Serve sacrificio, quello che oggi comunque c'è poco, perché anche nei bimbi se le cose non vengono subito o nell'immediato, comunque con una certa facilità, abbandonano spesso senza nemmeno capire cos'è la danza. Infatti quello che a me alle volte spiace nei bimbi è che magari anche nei giovani, delle superiori, poi trovano i primi morosetti che abbandonano questa disciplina senza ancora aver assaggiato il vero sapore della danza. Quello lo si capisce quando la consapevolezza aumenta, la maturità aumenta, poi per ognuno insomma è un percorso personale. Programmi per il futuro, spettacoli, la continuazione della scuola? Beh, adesso da marzo inizieranno i concorsi, andremo sicuramente a Casarsa, a Pordenone e a Lignano e poi avremo il saggio qui a Vittorio Veneto il 19 giugno presso qui il Teatro da Ponte. E poi avremo una collaborazione anche con il locale qui di Vittorio Veneto, l'AMI in centro, che andremo al Miami Beach come la scorsa estate, faremo qualche intrattenimento durante l'estate, insomma. Un bacio, Dance Up!